A 100 anni dalla morte, la comunità di Cavaso del Tomba rende omaggio a Francesco Sartor. Inaugurata ieri nella sede della storica Villa Premoli, la mostra dedicata allo scultore locale, formatosi tra la vicina Gipsoteca di Possagno e Venezia. Sartor è sicuramente meno conosciuto di Canova, però lo dobbiamo celebrare perché è stato un grande artista, un artista che anche dal punto di vista umano deve essere celebrato, è un cittadino illustre. Ricordiamo sempre che nel gennaio del 18 si è prestato per mettere in salvo i modelli in gesso di Canova che erano stati salvati, meglio non erano stati compromessi dal bombardamento del dicembre del 17. Alla presenza delle autorità locali e regionali, con ospite d'eccezione Vittorio Sgarbi, il taglio del nastro. Le mani di Possagno su Cavaso. Bene. È uomo con la U maiuscola che oltre a essere grande artista comunque si è messo a disposizione per la propria comunità, ha avuto dei ruoli sociali importanti, quindi una messa a disposizione a 360 gradi. Un'esposizione che vuole dare risalto all'opera di Sartor come artista e al suo valore umano e impegno civico. Noi dobbiamo celebrare uno dei nostri valori più profondi. Francesco Sartor, uomo a tutto tondo, a 360 gradi, è un valore fondante della nostra comunità, un artista di fama nazionale, ecco, e da cui dobbiamo trarre il massimo, dobbiamo trarre l'energia per ripartire e in questo momento dovevamo assolutamente ripartire. Il nostro paese come Cavaso, ma il nostro paese anche come Italia doveva avere il coraggio di ripartire e noi lo abbiamo avuto. Una mostra che durerà tutto maggio. Sì, esattamente, ci sarà la possibilità ogni fine settimana di visitarla e di poter avvicinarsi a questo artista, ecco, e lasciarsi fecondare dalle sue idee e dalla sua opera. Triennio importante, quello che stiamo trascorrendo, per le comunità pedemontane del Grappa, che tra il 2020 e il 2022 celebrano due ricorrenze particolari, il centenario dalla morte di Sartor e i 200 anni da quella di Canova. Noi torniamo comunque a questa figura così assoluta che ci fa consolare di essere italiani e noi, forse anch'io, di essere veneti, mio padre era veneto, e quindi è bene essere veneti in questo paesaggio meraviglioso che Canova ha voluto consacrare con il suo tempio. Quindi auguri a tutti e facciamo nuove tutte le cose.